Vangelis, compositore greco di fama mondiale, nasce Evangelos Odysseas Papatanasio ad Agria il 29 marzo 1943. Compone sin dall'età di 4 anni, alimentato dal suo studio musicale da autodidatta. La popolarità in patria arriva con il gruppo pop Formings, ma poco più tardi, sotto l'influenza dei modi studenteschi parigini, nel 1968 si trasferisce nella capitale francese e fonda il gruppo di rock psichedelico Aphrodite's Child. Solo nel 1973 inizia la sua carriera solista, proprio con la composizione della colonna sonora di due film francesi, L'Apocalypse des Animaux e Ignacio. In realtà, la prima pellicola ad essere musicata da Vangelis è Sex Power, un film pornografico diretto da Henry Chapier. La sua carriera solista prosegue anche attraverso vari album in studio, sotto contratto con la RCA. Si ricorda sicuramente Heart, Heaven and Hell e Spiral. Tra i due decenni 80 e 90 pubblica anche vari album assieme a John Anderson, già cantante degli Yes, sotto il nome di John e Vangelis. L'incontro con l'Italia avviene in qualità di arrangiatore per artisti del calibro di Baglioni, Milva, Cocciante e Patti Bravo. L'Italia lo ricorda anche per il suo brano Hymn, usato per gli spot pubblicitari dell'azienda Barilla. La sua carriera cinematografica prosegue con un premio Oscar nel 1982 per la colonna sonora di Momenti di Gloria e con il sodalizio con il regista Ridley Scott per i cult non solo cinematografici ma anche musicali Blade Runner e 1492 La conquista del paradiso. Vangelis ha prestato le sue composizioni anche allo sport. Ad esempio nel 1997 è stato protagonista della cerimonia d'apertura dei campionati del mondo di atletica leggera ad Atene e ha composto anche l'inno dei mondiali di calcio 2002. Le sue musiche dunque sono state di respiro internazionale, arrivando in ben 2 occasioni a toccare gli ambienti spaziali. Prima con la sua opera sinfonica Mitodea, utilizzata dalla NASA nel 2001 come inno della missione 2001 Mars Odyssey, e poi con il suo album in studio Rosetta, ispirato all'omonima stazione spaziale dell'ESA. Negli anni 2000 ritorna anche alla grande sala del cinema, raccontando 2 biografie, quella di Alessandro Magno in Alexander sotto la regia di Oliver Stone e di El Greco nel film omonimo. L'ultimo contatto con il cinema fu la piccola collaborazione alla colonna sonora di Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch per il film Blade Runner 2049. La sua morte a Parigi il 17 maggio 2022 fu annunciata con grande dispiacere dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Benvenuti a Soundtrack City. Allora, dopo aver visto questo servizio, visto e sentito questo servizio di Luca Perrone circa l'avvio generale di Vangelis, questo grande compositore, ahimè scomparso il maggio scorso, io direi, Massimo, che possiamo aggiungere un paio di aneddoti sulla multiforme carriera di Vangelis. Parti col tuo, dai Massimo. Allora, pochi si ricordano che Vangelis nella sua poliedricità artistica di autore, non solo di colonne sonore, ma anche di musica pop, rock e non solo, ha collaborato con 2 artisti di fama internazionale, ma comunque nostri, proprio nostri, Claudio Baglioni e Milva. A proposito di Claudio Baglioni, realizzò uno degli album più belli della storia della musica italiana e proprio della carriera di Claudio Baglioni, E tu. Tra l'altro in quell'album bellissimo che Baglioni voleva concepire come concept album e Vangelis spinse molto su questa cosa, anche se poi non si realizzò, e Vangelis stesso suonò addirittura batteria, clavicembalo, pianoforte, Fender Rhodes, bonghi, cembalo, l'Hammond, l'arpa, le percussioni, cioè di tutto e di più, e realizzò questi arrangiamenti elettronico, rock, tipico della musica britannica, che piacquero molto a Baglioni, e quindi proprio fu un arrangiamento particolare che diede veramente un grande successo, ancora di più, a quest'album famosissimo del 1974, E tu, di Claudio Baglioni. Invece cosa ci racconti, Marco? Allora, io invece vado a parlarvi degli Aphrodite Child, che sono il gruppo da cui è uscito appunto il grosso della fama di Vangelis, almeno quello a livello iniziale, ciò che l'ha lanciato. Stiamo parlando per l'appunto di un particolare album del 1972 intitolato 666, 666, come sapete il numero che rappresenta in qualche modo Satana. È un concept album del 72 nel quale l'argomento ruota attorno all'Apocalisse di San Giovanni. Questo disco colpì tantissimo
famosissimo, un pittore famosissimo, surrealista, Salvador Dalì, che definì l'album 66 la musica di pietra e lo paragonò alla Sagrada Famiglia di Gaudì, al punto che lo stesso Salvador Dalì avrebbe voluto fare una grande opera, una grande performance nelle strade nella città di Barcellona, attraverso carri allegorici e tutto quel complesso macchinario visionario tipico proprio dell'estetica di Gaudì. Non se ne fece nulla di tutto questo, ma rimase questo grande album che vide anche la partecipazione di Rene Papas, un album veramente controverso per il 1972. Io vi consiglio quindi a tutti di andare ad ascoltare da dove è partita appunto l'estetica musicale di Vangelis, ovvero dai suoi inizi, ovvero dagli Aphrodite Childs. Allora, per quanto riguarda oggi è tutto. Noi vi ricordiamo che però su Soundtrack City Plus andrà in onda invece uno speciale proprio molto esteso su tutta la biografia di Vangelis, con una serie di contributi di musicisti amici. Abbiamo ad esempio De Bono e San Giovanni, abbiamo Max Edberg, Simone Salza e il sottoscritto, abbiamo Natale Massara che ricorda con un aneddoto la sua collaborazione con Vangelis, e abbiamo tutta una sezione dedicata alle improvvisazioni di Vangelis che vi faremo sentire, perché anche quello sono un capitolo a parte eccezionale della biografia di questo grande musicista. Vi ringraziamo a tutti e ci vediamo su Soundtrack City Plus.